Quanti fratelli eri ora? Che ne aveva un altro fratello che faceva il carbonaro a Venezia, E vendeva carbone? da in barca a portarlo in giro. E una sorella, e a sorella si chiamava Giovanna, questo lo so perché andavo a trovarla ogni tanto. E abitava dove a Sorea? Abitava in piscina a San Samuele a Venezia. Ah, proprio di Venezia? Quindi la vostra famiglia diciamo che è originaria di Venezia, se è stata? Esatto, mi pare che venuto in trasferta a Treviso. In trasferta in che senso ora? Amorose. Ma Oggi resta qua. all'epoca della guerra era qua, insomma. Sì, da qua. E fascia io e poi Treviso Venezia andava perché il suo mestiere sarebbe stato tipografo, manca Rioier. Però all'occorrenza andava qua a Carione a Torpessi a Venezia e veniva a venderlo qua. Ah, era uno che si ingegnava, insomma. Si dava da fare. Mi fatalità sono capitato a lavorare sulla tipografia Criveari, che aveva lavorato mi pare, e la prima volta così parlando, e mi dice speriamo che anche a te sì come tuo papà, cioè già era considerato, insomma. Suo papà faceva un poco di tutto, insomma, che ha fatto anche il tipografo. Esatto, ed era un reolio fatto da mio papà che lo aveva qui a tabaccheria, che aveva l'osteria del Ponte Ottavino. E mi ho domandato anche a Carlos, me lo vendeva, e mi ha detto no, perché... sarebbe stato un bel ricordo? Esatto, quando che lo va a copare al ponte, pararia, mio nonno mi diceva che avesse fatto credere di liberarlo. E io se che aveva vestito, che aveva dato la bicicletta nuova, che aveva sequestrato prima. E dopo come che si montava in bicicletta, pararia che avesse tirato. E dopo buttava dentro in acqua. La bicicletta o anche io? Anche io. Dopo averlo, mio nonno mi diceva che dopo averlo copato, lo doveva buttare in acqua e igando in una caviglia con la corda e ancorando sui canei, E dopo come lo hai tirato su ora? Se passava una femmina e andava a dire che io casa. E ora io bloccavo mamma e andava a mio nonno. Ma mio nonno ogni volta che parlava mi pare veniva lacrime agli occhi. E che mestiere faceva il suo nonno? Falegname. Falegname qua a casa usata. Andava in giro per i contadini a aggiustare i botti, cioè la specialità sua era quella di far mastei e riparare i botti per il vino. E quindi aveva un certo giro e ora? Andavo a cammino, cioè, perché quando che ti andavi a aggiustare i botti ti mangiavi esame soppressa. E ora a me mi chiamava Lazzaro, mio nonno, perché non avendo i genitori e mi aveva battezzato così. E ora zaino in spalla, Lazzaro e partiamo. Ma dove abitavi esattamente sue case usate? In vicolo Ottavi, cioè a Gera, andando verso il ponte Ottavi, a prima via a destra, a metà. Cioè prima io abitavo a Santa Bona, io lo faccio a Santa Bona. Ah, ecco, quello che volevo mandare. Lui, all'epoca della guerra partigiana, dove abitavi? A Santa Bona. A Santa Bona in che zona? In via Ronchese. In via Ronchese. Lui là era già sposato? Aveva... Sì, era lì, insomma, abitava con la sua moglie. E abitava in non so quanti. Era una casa povera, diciamo, perché come una volta erano tutti poveretti. E lui abitava lì e l'hanno portato a Sant'Angelo perché ora? Quella volta che l'hanno preso? No, ma prima lo aveva portato il Pio X, noi che bastonava. Ecco, questa è la storia. Il ragazzo a casa sua a Santa Bona. Esatto, e c'era un tedesco che si aveva dissociato, era in pratica di scampare, e ora si aveva aggregato i partigiani e qualche naturalmente da soffiare, e si rivai che circondava a casa, ma il tedesco è saltato dal balcone e si riuscirono a scampare. E ora
tassisti si è messo a sparare e si è accoppato fra le ore. Questo è quello che mi diceva mio nonno. E lui lo ha portato via, ha un fatto un fiato di casini a casa, ma gli ha portato via mio padre solo. E lo ha tenuto mia mamma è andata a trovarlo anche. E botte finché trovò. E come lo vai a trovare Pio X? Cosa diceva? C'era che non parlava neanche perché o arrivava appena interrogato o che fosse un sistema giornaliero di ignaro, ma comunque era fiducioso. Difatti qui ha detto vieni che te muoimo, io si vestito, pettinato, fatto e dopo lo ha tirato. E lo ha portato lo ha accompagnato fino a Ponte Ottavi? Lo ha portato una squadra È andato insieme? e dopo gli ha dato la bicicletta, questo si monta e gli ha tirato.